Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo la 29ª domenica del tempo ordinario e questa Santa Messa è celebrata in suffragio del defunto Dino. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, donaci di orientare sempre a Te la nostra volontà e di servirti con cuore sincero. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Parola di Dio.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Nel brano del Vangelo di questa domenica, Gesù annuncia per la terza volta la sua imminente passione e per la terza volta i discepoli non comprendono le parole del Signore. La prima volta ci fu quando Pietro diede prova di non aver capito, al punto di cercare di distogliere Gesù dalla croce. E Gesù rispose in un modo molto diretto: ecco, va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo. La seconda volta invece i discepoli alle parole di Gesù si misero a discutere su chi tra loro era il più grande. Ora invece, la terza volta, sono i due fratelli, Giacomo e Giovanni, a esprimere la loro pretesa di sedere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù nella sua gloria. Gli apostoli non avevano ancora compreso la missione spirituale di Gesù. Gli apostoli si attendevano un imminente trionfo di Gesù e allora chiedevano di avere posti di riguardo nel regno che egli, il Maestro, avrebbe di lì a poco instaurato. E chiedono: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Chiedere questo significava avere dei poteri particolari rispetto a tutti gli altri apostoli. Gesù riporta alla realtà i due apostoli. Inizialmente dice che loro non sanno quello che domandano. Quello che gli apostoli non sapevano, o meglio, non avevano voluto ancora comprendere, è che Gesù avrebbe raggiunto la gloria seguendo una via dolorosa, la via della croce. Ecco allora che Gesù pone loro questa domanda: potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Il calice nell'Antico Testamento che cosa raffigurava? Raffigurava, ecco, una sofferenza terribile, ecco, bere il calice fino all'ultima goccia. E invece la parola battesimo significa immersione e ci fa capire che Gesù nella sua passione viene come immerso in un mare di dolore. I due fratelli, Giacomo e Giovanni, non si intimoriscono di fronte a questo linguaggio e ribattono di essere pronti a tutto. Allora ecco che Gesù conferma che anch'essi avrebbero avuto la grazia di seguirlo per la via dolorosa, anche loro avrebbero bevuto il calice fino all'ultima goccia. E furono parole che si realizzarono. Infatti Giacomo fu il primo degli apostoli ad essere martirizzato. E venne, infatti, la storia, gli Atti degli Apostoli ci dicono che Giovanni e che Giacomo venne decapitato per ordine di Erode Agrippa. Giovanni invece partecipò alla passione di Gesù rimanendo fedelmente ai piedi della croce accanto a Maria addolorata e morì in tarda età dopo aver sofferto molto per amore del Signore. Predice loro la sofferenza, ma fa comprendere che spetta soltanto a Dio Padre stabilire chi siederà alla sua destra e alla sua sinistra. Gesù dice: è per coloro ai quali è stato preparato. E questa frase lascia intendere la sovrana libertà di Dio. Dio è padrone della sua grazia e la dona come vuole, quando vuole, nella misura che vuole. E quindi questa frase di Gesù andava contro la mentalità dell'epoca, secondo cui l'uomo, per così dire, ha diritto alla grazia di Dio in base alle opere che compie. Invece no, tutto è un dono.
un dono da ricevere con umiltà e con riconoscenza. Alla pretesa di Giacomo e Giovanni fa seguito l'indignazione degli altri 10 apostoli. Anche loro diedero prova di non aver compreso la lezione di umiltà e di carità di Gesù. E allora Gesù impartisce a tutti loro e anche a noi, perché non è che siamo migliori degli apostoli, ecco, quindi impartisce anche a noi questa lezione e dice: chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo sarà schiavo di tutti. Ecco, sull'esempio di Gesù stesso, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per tutti. Ecco, in poche parole Gesù ci insegna a scegliere l'ultimo posto, e la ricerca dell'ultimo posto ha sempre contraddistinto la vita dei santi, i quali volevano fedelmente seguire le orme di Gesù. Gesù è venuto per servire, per dare la sua vita in riscatto per molti, e quindi sul suo esempio ci insegna a donare anche noi la nostra vita per il bene dei fratelli, e doneremo la nostra vita se la consumeremo a servizio del bene. Come? Con la preghiera, con i sacrifici inevitabili e con le buone opere. In poche parole, questo è il messaggio che la Madonna ha consegnato ai 3 pastorelli di Fatima e tramite loro ha rivolto al mondo intero. Quindi non è un semplice servizio filantropico, ma una immolazione, una donazione, come Gesù sulla croce. Quindi se anche noi doneremo la nostra vita a Dio, per grazia diventeremo causa di bene per molti fratelli. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, condividiamo ora la preghiera universale, primo servizio alla missione. Dio Padre moltiplichi i segni della sua fedele misericordia, portando tutte le creature alla salvezza. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa Cattolica, senta sempre viva l'urgenza della missione alle genti e investa le migliori energie nell'azione evangelizzatrice. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i missionari che recano il dono del Vangelo in terre e culture lontane, siano sostenuti con ogni mezzo dalle comunità di partenza e valorizzati al loro rientro. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i giovani, l'esempio dei missionari martiri li entusiasmi e li convinca a consacrarsi totalmente alla grande causa della evangelizzazione sui sentieri della fedeltà a Cristo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i governanti, nel rispetto delle legittime aspirazioni dei popoli, si impegnino a superare le cause dei conflitti etnici e sociali e a garantire la libertà religiosa. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per le nostre parrocchie, infondendo nelle attività pastorali un ampio respiro missionario, raggiungano con l'annuncio di Cristo, via, verità e vita, le persone in ricerca, a volte inconsapevole. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo Spirito, fa nascere per i poveri il pane della terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Enrico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. La partecipazione ai doni del cielo, o Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente, nella speranza dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buongiorno a tutti, oggi troviamo Bertocchi, siamo qui con Marino, cosa ci hai preparato di buono? Oggi ti ho preparato seppie con patate e finocchio. Buonissimo, adesso vediamo come si fa. Dunque, come iniziamo? Allora, che vuol tagliare le seppie così a tocchetti. Ok, a strisce immagino. Le strisce, sì. Ok. E vuol tagliare il finocchio e tagliare così, fare abbastanza grossi i tocchi di patate. Va bene. Tagliamo prima. Allora, mi faccio le seppe E mi e, finocchio e di patate. tu ti occupi. Va bene, cominciamo. Ecco, abbiamo tagliato gli ingredienti. Adesso, prima di cominciare a cucinare, una domanda, Marino. Chi ti ha insegnato questa ricetta? Che ricordi hai? Mio papà faceva sta ricetta, così cucinava queste seppie con patate e con finocchio. Mio papà era anche pescatore, lavorava in porto, però era sempre in mare o per lavoro o per pescare. E lui faceva a casa questa ricetta e dopo tanti anni adesso la rifacciamo. Ma la riproponi ai figli, a casa? Sì,
alla mia famiglia, sia mia Fioi e mia moglie anche che non lo sapeva questa ricetta. Gli piace? Sono bravi? Sì. La mangiare tutto. Buono, dai, non vedo l'ora di assaggiarla anch'io. Adesso andiamo al prossimo passo, abbiamo detto che facciamo saltare un po' le seppie, giusto? Sì, che voglio soffriggare un pochettino le seppie e dopo anche le patate con finocchio tutto insieme, che voglio soffriggare. Ottimo, andiamo. Ecco, mettiamo olio, così. Aspettiamo un po' che si scaldi. E dopo mettiamo le seppie. Giusto per qualche minutino, no? Mm-hmm. Mettiamo un po' di sale, così. Peper. Lasciamo un poco soffriggare, un paio di minuti e poi dopo un paio di minuti che sarà soffriggare le seppie mettiamo dentro le patate, il finocchio, così, vediamo sale, vediamo ancora un poco di pepe, mettiamo aglio, così, Adesso, come mi dicevi, lasciamo qualche minutino che esca un po' di acquetta. sì, che esca l'acquetta. E poi abbiamo detto che copriamo il tutto con dell'acqua calda. Sì. Ottimo. E ogni tanto che vuol girare, così soffiga bene, adesso si è già venuta l'acquetta fuori. Gireremo e circa quasi 10 minuti che vuol soffrigare bene, così che va di via quasi sta acquetta e dopo metteremo acqua. Ecco, consiglio dello chef. Adesso abbiamo coperto i nostri ingredienti, circa 2 dita d'acqua al di sopra degli ingredienti e lasciamo il tutto sul fuoco per una 40-45 minuti. Una volta che le patate saranno belle morbide, sappiamo che il nostro piatto è pronto. Eccola, dovremo cercare le patate cotte, sugo è ben denso e è pronto, è fatto. Adesso andiamo a mangiare. Ecco, il piatto è pronto, è ora di impiattarlo, giusto? Giusto? Ecco, io ti do una mano. Ok. Oh, che bel sughetto. E quasi una minestrina. Sì. Così fermo ancora un po'. Ecco, basta. E adesso la parte più bella, assaggiamo? Certo. Andiamo. Che buono. Buono. Complimenti allo chef. Oh, grazie. Sono contento anche a me. E adesso fatele anche voi a casa, dai. Provate.